Ciao, sono appena stata dalla team che ho preso un nuovo decoder perché quello, la saponetta la chiamano, perché quello che ho io quando lo spengo non si spegne del tutto, mi rimane accesa la lucetta dei 2 giga e devo togliere la batteria perché si spenga e a furia a fare questo lavoro vedo che anche andando su internet col computer fa un po' fatica a rimanere connesso. Allora ho deciso, ci provo a prenderne uno nuovo, l'ho pagato 49 € e ci provo con uno nuovo a vedere se va meglio. E adesso sono qui ieri non riuscivo a caricare niente, perché di solito i video che vedete io già li carico giorni prima, 1-2 giorni prima e li preparo programmati, in modo mi sono abituata a fare così, non prendermi all'ultimo minuto e per fortuna faccio così, perché vi dico che ieri volevo caricare il video per venerdì e non riuscivo a caricare, cioè partiva, la connessione partiva, il caricamento partiva, ma era lento, una cosa super lenta. Poi guardando nelle storie ho visto che anche Nicole Hussel, Kiss and Make Up, aveva problemi con la connessione, che diceva anche lei che era più lenta del solito, per cui non so se sia stata una cosa un po' in generale, perché vi dico che nel mio caso la connessione ha ripreso ad andare bene questa mattina alle 10, perché vi dico che anche questa mattina alle 6:30, 7, io ho provato a rimetterlo in caricamento, ma era ancora lento, mentre questa mattina alle 10 ha ripreso il suo andamento normale, che un video di 20 minuti in mezz'ora, 40 minuti riesco a caricarlo. Però ieri non ci riuscivo, passavano le ore e si caricava 1, 2, 3%, non si caricava più. Ho detto, sì, non so cosa sia successo, comunque sono riuscita lo stesso a caricarlo. Comunque vi sto parlando del vlog di venerdì scorso, che voi l'avrete già visto, e adesso sono qui da Tigotà perché volevo andarmi a prendere il deodorante della Sauber, perché da Cadoro, che è il supermercato che di solito faccio la spesa, non c'è, cioè tengono la marca Sauber, ma tengono il deodorante quello azzurro. Io voglio quello con la confezione rossa, che è di 72 € e mi dura di più, per cui adesso sono qui e vado a prendermelo. Questi sono i 3 prodottini che ho preso da Tegotà. Ho preso un ammorbidente dei Tesori d'Oriente, la MAM, il deodorante Cyber, quello rosso, perché dura 72 ore, e poi ho preso questi matitoni per le labbra che sono di Bourjois. Non ero indecisa tra queste 2 colorazioni, alla fine le ho prese tutte e 2 perché, visto che sono nude, riesco tranquillamente ad utilizzarli e costano sulle 11-12 € l'uno. E adesso le provo perché avevo visto un video in cui ne parlavano bene, che era stata una bella scoperta, per cui adesso vediamo come sono. Sono appena stata dal lavasecco a riprendermi i 3 giubbottini primaverili che avevo fatto lavare. Adesso li metto via per che mi strozzo, e li metto via per l'autunno, settembre, ottobre. Adesso vediamo quando arriva il freschetto. Poi sono passata da Risparmio Casa, principalmente volevo andare a vedere se avevano degli ombrelloni, perché andando al mare una giornata la domenica abbiamo un ombrellone, però fino a quando io rimango sotto il sole va tutto bene. Quando cerco un po' d'ombra riesco a coprirmi la testa, ma non riesco ad avere tanta ombra, perché Davide si impossessa di tutta l'ombra perché non vuole saperne niente del sole. Allora sono andata a vedere a Davide gli basta stare lì, sentire l'aria fresca del mare, anche perché stando sotto l'ombrellone coperta completamente si riesce più a tranquillizzare il calore. Almeno provandoci sono riuscita a capire che è anche così. Allora ho deciso di prendere un altro ombrellone, in modo da potermi mettere più all'ombra anch'io. Ce n'erano di 3 misure, più piccolo, medio e grande.
ero quasi tentata di prendere quello più grande perché aveva differenza di 4 euro, per cui non era una cifra chissà cosa. L'unico problema è che con quello medio, avvicinandoli come peso, pesa il doppio e sinceramente per andare in spiaggia e per tornare avere un peso che faccio già adesso provandolo in negozio, ho fatto fatica a tenerlo in mano, ho deciso di prendere quello medio. Però rispetto all'ombrellone vecchio che ho io ci sono sempre i due pezzi, però la parte dove c'è l'ombrellone potevo inserirlo quanto volevo nel manico sottostante come altezza. Invece questo che ho preso io, ma erano tutti così, hanno un blocco che non si può scendere più di una certa altezza. Vediamo come funziona. Adesso poi ve lo faccio vedere, l'ho preso azzurro perché c'era arancione, verde e azzurro. Tra il verde e l'arancione e ho preso l'azzurro. E poi un'altra cosa, mi sono accorta di risparmio casa. Visto che appena entrata hanno i detersivi, io non ero sicura di trovare l'ombrellone e per non uscire senza niente ho pensato, beh, prendo il Calgon in polvere che so che non ho più la scorta. Allora ho dato un'occhiata al prezzo, non è più scontato come quando hanno aperto che l'ho pagato 6-7 euro. Adesso costa 8 euro e qualcosa in centesimi come da Tigotà, per cui come prezzi siamo lì come da Tigotà e da Acqua e Sapone. Adesso volevo andare da Pizzico che fanno la pizza a tranci e volevo prendermi una pizza a tranci per mezzogiorno. Questo Pizzico è vicino al burger che vi ho già fatto vedere nei vlog che prendo. Da una parte c'è il Burger King e vicino c'è questo Pizzico che so che vendono pizze. Stavo aspettando che arrivassero le 11, che ormai mancano 3 minuti, che penso che aprino anche loro alle 11 e questo mezzogiorno proviamo questa pizza Pizzico. Allora, qui ho messo il Calgon, quello in polvere che ho preso. Qui mi hanno dato il fogliettino e questo è l'ombrellone che vi dicevo, l'ho preso così. Ha sempre questo attacco, però adesso vedete qui, quello che ho io vecchio, questo scalino non c'è, è tutto liscio e posso inserirlo qui dentro quanto voglio. Mentre questi che ho trovato adesso, tutti e 3 i modelli, hanno questo fermo. E vediamo come funziona, perché andando al mare, se c'è il vento, sono abituata ad abbassarlo più del normale in modo che sia più riparato dall'aria. Adesso vediamo cosa riesco a combinare con questo. Poi da Spizzico ne ho presi 2 tranci, ho preso la pizza questa qui, quella che non avevano granché scelto, ho detto boh, la assaggio, vediamo che gusto che ha. Vi faccio vedere, pausa gelatuzzo, perché fa caldo, sono 2 palline, uno quello qui al cioccolato gianduia si chiama, se non sbaglio, Greta, e quello sotto è il Giorgione, mi sembra di aver preso, fa talmente caldo che me ne sono già dimenticato. E poi volevo dirvi che sono appena passata dall'estetista per avere già il programma degli appuntamenti per la laminazione, che io volevo farlo dopo il 20 di luglio in modo che il mese di agosto di essere a posto. Per cui la laminazione delle ciglia è già prenotata per il 25 luglio al mattino alle 10:30, per cui finirò verso le 11:30 più o meno. E poi gli ho chiesto anche delle sopracciglia se dovevo già prenotare, mi ha detto di no, aspetta che arrivi luglio, intorno a metà luglio diciamo, prenotare per la fine di luglio di fare la colorazione e la depilazione anche delle sopracciglia, così il mese di agosto lo passo a posto senza dovermi preoccupare di truccarmi. Dopo il gelato sono passata dal panificio, salumificio, per prendere un po' di cose per fare principalmente l'insalata di riso domani. Ho preso le uova, qui c'è la mozzarella treccia, un pezzo di formaggio
E qui c'è il prosciutto cotto, una fetta intera, e qui 2 tè che, visto che li avevo quasi finiti, ho deciso di prenderle, così domani riesco a fare un po' di insalata di riso aggiungendoci anche... Oggi siamo domenica, niente mare, perché questo qui ha detto voglio mangiare gelato. ci andiamo un'altra domenica. Oggi che avevo preso l'ombrellone nuovo che vi avevo fatto vedere, non l'ho potuto provare. Comunque siamo andati a mangiare a Pedavena, che vi faccio passare una clip di quello che abbiamo mangiato, però mi sono dimenticata di fare la clip dei dolci. Li abbiamo direttamente mangiati. Lui si è preso il tiramisù, io mi sono... si chiama biramisù, e io mi sono presa lo strudel con la crema alla vaniglia. Anche i booster che abbiamo preso, sì, erano buoni. Poi però non eravamo ancora contenti, visto che faceva caldo, un po' di gelatino, e anche qui faccio passare la clip al latte busche di Busche. E abbiamo preso 2 pezzi di formaggio. No, il formaggio non l'abbiamo preso. Ecco, la nostra domenica di oggi l'abbiamo passata così, senza mare. Piove, mi no, non piove, perché oggi era una temperatura quasi ideale, perché visto che ieri ha piovuto, oggi era più fresco e si stava forse un po' più freschi al mare. La sabbia bagnata. Aiuto, stava cadendo la macchinetta. Oggi sono le 9:30 e la macchina segna già quasi 30 gradi, 29,5. È abbastanza caldetto, anche per fine settimana, verso giovedì, perché oggi siamo a martedì, verso giovedì, venerdì mettono 36 gradi come massimo. Vedremo se hanno ragione oppure no. Sono appena stata dal fruttivendolo, allora mi sono preso un po' di angurie, una manciatina di ciliegine, poi ve le faccio vedere. E poi sono passata da Bottega Verde per la solita raccolta punti che sto facendo. E adesso volevo ho due possibilità, perché ho un buono sconto di Pitta Rosso che è valido questa settimana, e vorrei farci un giro e vedere se ci sono, se c'è qualcosa che mi interessa. Però questo Pitta Rosso è dentro il centro commerciale, dove c'è anche il supermercato dove fanno il sushi. Per cui se vado da Pitta Rosso e trovo qualcosa, devo uscire, portare in macchina i prodotti per entrare in supermercato senza avere altre borse di impiccio. Se no potrei fare così, potrei andare a prendermi il sushi e poi questo pomeriggio andare sia da Pitta Rosso che a prendermi 1 chilo di gelato, visto che oggi sono aperte, perché le tengono chiuse di lunedì qui le gelaterie, a parte qualche posto come qui dentro il centro commerciale, che c'è una gelateria che è sempre aperta, però le gelaterie qui in giro al lunedì sono chiuse, oggi invece sono aperte. Allora potrei fare nell'altra maniera e adesso andarmi a prendere solamente gli sushi per questa sera. Volevo anche provare, se li trovo, i peso forma, gli snack, io li chiamo snack, peso forma, perché me li troverei utili per quando vado al mare a mezzogiorno, visto che non mi piace mangiare chissà cosa, mangiare uno di quelli. Adesso vediamo se riesco a trovarli, perché devo girare per gli scaffali e vedere se ci sono. Per la raccolta punti di Bottega Verde, questo per arrivare a queste valigie, ho preso 2 lavamani, uno al limone e uno alla vaniglia nera. Poi passiamo al cibo. Allora, per oggi ho preso questo qui che si chiama Tempura Crunch, questo qui che l'ho assaggiato anche la volta scorsa e mi è piaciuto e l'ho preso. Questo è il sushi per mezzogiorno. Sono riuscita a trovare il peso forma, ho preso questi con il cuore al cocco, c'era alle nocciole, al caramello salato, ma ho preferito prendere questo. Poi una novità per me, forse non è una novità per voi,
Ho preso la torta al tiramisù cameo da fare fredda, vedremo come riesco a combinare. TV su Risi e Canzoni per la prossima settimana che parte da sabato. Ho preso queste palline nella Lindt. Questa volta, l'altra volta le avevo prese ai mirtilli, perché ci sono ai mirtilli, ai frutti rossi che sarebbero lamponi e non mi ricordo più che altro frutto rosso che ci sia, ma io ho preso arancia e polpelmo rosa. Queste barrette Protein Naturale, queste qui, e un'altra insalatissima, questa volta quinoa e sgombro ho preso. Passiamo a quello che ho preso dal fruttivendolo, un quarto di anguria che adesso la metto in frigo e per questa sera è bella pronta. Di qua ho preso una confezione di lattughino, due peperoni, uno giallo e uno rosso. Poi qui ci sono le ciliegie che ne ho prese giusto un po' per assaggiarle. Di qua i pomodori, di qua ci sono delle mele e di qua ci dovrebbe essere 1 chilo di patate, infatti c'è 1 chilo di patate. Mentre sto aggiornando il telefono faccio 2 chiacchiere con voi. Allora, su un sito, adesso ve lo scrivo qui da qualche parte, è un sito che vende tè e non l'ho mai provato, non hanno prezzi eccessivi, che rispetto alla Fittavia hanno prezzi più bassi, anche loro vendono tè che c'è scritto detox, per cui detossificanti, e sarei incuriosita di provarlo. E voi avete mai preso niente da questo sito? Conoscete il brand? Io ci sto pensando di provare a fare un acquisto dal sito che vi ho fatto vedere qui, giusto per provare i prodotti, anche perché se non sbaglio aver letto, con 30 euro ti danno le spese di spedizioni gratis, per cui non serve spendere una cifra enorme. E poi sono passata da Pittarosso, che avevo il buono, sono riuscita a prendere qualcosa che poi ve lo faccio vedere perché qui dietro non riesco a prenderlo, e sono passata anche da €1 a prendere le ricariche per la stampante, ma costano un po'. Le ho prese perché servono e so che adesso mi durano un paio di mesi, però costano un botto. Tra me e Davide come ricariche ho speso 100 euro. Dopo ve le faccio vedere che botta di ricariche. Adesso vediamo, il telefono ha finito, è tornato tutto a posto. Queste sono le ricariche per la stampante a cui ci ho dato un patrimonio. Poi con lo sconto che avevo del 30% da Pittarosso ho preso queste cose, ho preso queste ciabattine della Devon Seca, ho preso il numero 39, mi andava bene anche il 38, era giusto, però visto che sono ciabatte ho pensato ne prendo con un numero in più anche se non si nota molto. Poi mi sono presa questo cappellino fatto così, lo trovo molto molto carino, e poi mi sono presa questo vestitino per 14 euro, è estivo, era già scontato. Qui di lato c'ha lo spacco, almeno di lato, forse ce l'ha solo da un lato, forse ce l'ha solo da questo lato lo spacco, ed era già scontato, costava 15,99 e l'hanno messo a 14 euro, per cui ho deciso di prenderlo. Allora, anche se siamo solo a martedì, io preferisco questo vlog chiuderlo qui, perché negli ultimi 15 giorni ho notato che ho problemi di caricare i video. Prima in 40 minuti, un'oretta li caricavo, adesso mi vogliono anche 2 ore. Non è solo un mio problema, perché ho visto storie di Chiara Facchetti, di Nicole Huss, che anche loro la settimana scorsa avevano problemi di caricamento, che internet era lento, e vi dico che a me è un discorso che continua.
per cui preferisco chiuderlo qui, anche se voi lo vedrete venerdì. E io lo preparo già editato, però poi lo carico in modo di avere qualche... Beh, oggi siamo a martedì, poi metti che oggi riesca ad editarlo e domani o giovedì di caricarlo, in modo che so che se mi serve tempo ce l'ho, che non mi prendo gli ultimi minuti per caricarlo. Vi dico che da quando internet è diventato, comincio a vedere questo rallentamento nel caricare video, non mi prendo più di caricare video agli ultimi minuti, perché l'anno scorso caricavo video alla mattina e al pomeriggio li li rendevo pubblici. Adesso non so se riuscirei a farlo, perché veramente internet sta diventando veramente lento. Per cui per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!